Beh, credo che ne avete visto dei filmati molto carini, no? Allora io direi di dare la parola al professor Antonio Chiumiento, che era un pochettino che non veniva a salutarmi nei convegni, il quale parla di un libro, ma parla anche di una polemica che è nata a Mortigliano. Grazie per l'invito. A te la parola. Grazie. Grazie mille. Potete spegnere la luce se... Sì, grazie Silvana, grazie infinite, perché mi sembra di essere proprio sotto interrogatorio così. Peggio ancora. Allora, comunque, grazie infinite per l'invito ancora per chiarire la vicenda della creatura di Mortegliano, perché per l'appunto l'amico Silvano e grazie anche all'amica Margherita Tadonello di Insolente, che ormai ci conosciamo da anni. Io sono qui per, come argomento mio, non è tanto la presentazione del libro, certo che la presentazione del libro ci sarà, ma quanto per cercare di far capire a questa frazione di opinione pubblica qui presente che assolutamente non si può parlare di una bufala, di uno scherzo, se volete di cattivo gusto, a Mortegliano. Allora, mi trovo in Veneto, evidentemente la vicenda forse o quasi sicuramente una parte di voi non la conosce, quindi sarà anche mio compito sintetizzarla al massimo, e per questo mi devo aiutare con la copertina del volume. Allora, innanzitutto, io sono un ufologo investigatore, lascio giudicare ad altri miei colleghi la natura, l'origine degli esseri, le loro intenzioni. So anche che l'amico Pier Giorgio Caria, se non vado errato, ma non credo di sbagliare, ha dato un'interpretazione di che cosa poteva essere quella creatura, ma non è il mio compito. Il mio compito, che mi sono sentito in questa vicenda, come tutte le altre vicende che ho indagato, è di valutare il coefficiente di credibilità e di stranezza dell'episodio che vado ad investigare. Allora io partirei, perché sapete, dovendo dire tante cose, andando a braccio come mia abitudine, non so da dove partire. Allora parto da questo presupposto. Qui c'è un testimone, che io lo definisco chiave, che è Leonard Andrea. Questo ragazzo, che è nato il 1° novembre del 1988, una delle ultime cose che mi ha detto per telefono: Antonio, perché ora ci diamo del tu, l'11 febbraio del 2014 saranno ormai 2 anni, se un amico, caro Silvano, tanto per stare nella tematica di come una parte dell'opinione pubblica reagisce male di fronte a determinate vicende, se un mio amico mi dirà di aver visto qualcosa di strano, io la prima cosa che gli dirò: non dire nulla a nessuno. Io devo, ovviamente, per senso di non occupare eccessivo spazio, ma dovete sapere anche che questa vicenda di Mortegliano a Chiumiento Antonio, cioè chi vi sta parlando, per la prima volta in 36 anni di indagini, avevo iniziato nel 1977 per pura curiosità scientifica, e me ne sono capitati di tutti i colori, e me ne stanno capitando ancora, e sono sottoposto a una campagna denigratoria che per me non ha precedenti. Allora, veniamo ai fatti, ma sintetizzati al massimo. E a proposito, prima ancora di dirvi i fatti, io quando mi sono accostato alla tematica sugli UFO, per pura curiosità scientifica, perché io non ho mai visto nulla di anomalo, io ho avuto una grande stima di un astrofisico che è il padre, diciamo, dell'ufologia moderna, che si chiama, o che si chiamava perché è deceduto, dottor professor Joseph Allen Hynek. Orbene, lui mi ha insegnato a valutare le cose con credibilità e stranezza, dicevo prima. Io speravo, mi auguravo di poter indagare un caso in cui diverse persone fossero coinvolte.
E qui ci siamo, perché in effetti io, una volta appurata l'attendibilità delle persone, valutai subito la vicenda di importanza mondiale, perché adesso ve lo cercherò di far capire. Dunque, come avviene il contatto con il professor Chiumiento, cioè io che abito a Porcia in provincia di Pordenone e che mi interessa la fenomenologia dal 1977? È chiaro che sono molto conosciuto, che poi il mio cognome venga storpiato, Chimento, Cumento, quello che è, ma sanno che esiste un Chiumiento, storpiato il cognome. Orbene, io la mattina di domenica 12 febbraio 2012 fui raggiunto dalla telefonata dell'ex maresciallo dell'esercito Onofrio Giuseppe D'Andrea. Evidentemente, dovendo andare in sintesi, non posso dire tante cose, ma io comunque mi tratterò qui un po' dopo il mio intervento. Se volete chiedermi chiarimenti, io potrò darvi qualunque chiarimento. Il maresciallo mi dice al telefono fisso: professore, le devo passare mio figlio Leonard, che deve dirle che cosa è successo. Guarda che non posso adesso, qui ci sono le parole che lui ha detto, perché io sono molto fedele nei resoconti testimoniali, sono Pignoli, insegno anche matematica applicata, eccetera. C'è proprio il DNA pignoleria. E quindi adesso utilizzo delle parole di sintesi, e le passo a mio figlio Leonard, perché deve dire quello che è successo questa notte a Mortegliano. Ma in realtà mi disse la rotonda, mi diede delle coordinate. Ecco, la prima volta nella quale io ho parlato con Leonardo D'Andrea, appunto avviene la domenica di mattina del 12 febbraio. Quando il ragazzo mi dice la sintesi, e qui vengo anche colpevolizzato da qualche mio collega, forse ha ragione, io invito le persone, proprio per non esporre Marina, forse Marina, parlavamo prima un attimo con Maria Torini, di esporre al ridicolo. Perché quando il ragazzo, ad un certo punto, ovviamente mi parla di un essere che poteva essere di un'altezza non inferiore ai 4 metri, eccetera, eccetera, con stranezza, vede che il signore ha sorriso, perché evidentemente si ha un preconcetto, un pregiudizio, che ne so io, figurati un essere di 4 metri, dico Leonard, tu proprio vuoi l'anonimato, e secondo voi Chiumiento si dimentica quello che il ragazzo ha detto? Mai. Perché ha detto, ma perché devo essere anonimo? Oggi, se potesse fare marcia indietro, non lo farebbe. Desidero essere di esempio a tutte quelle poche persone che erano presenti alla scena. Tutto qui. Allora, evidentemente, sempre dovendo andare in sintesi, io cosa ho fatto? Evidentemente, l'indagine, innanzitutto, cosa facevo? Perché sulla rete, su internet, Marina, su di tutto, si parlava di ottusità prima, no? A determinati miei studenti dico c'è ignoranza, voi non dovete offendervi se dico ignoranti sul fenomeno UFO, perché ignorante vuol dire non conoscere. Io mi sono accostato al fenomeno proprio perché volevo indagare per giudicare, ma c'è parte di quella gente, purtroppo ancora, Marina, che è ottusa per me, nel senso che vuol giudicare senza avere gli elementi in mano, ed è un errore. Orbene, io non è che potevo andare con megafono per tutti i paesi del Friuli a dire ma chi sono quelle persone che erano presenti? È chiaro che mi sono rivolti ai mezzi di informazione. Quindi fu contattato il Gazzettino del Friuli, fu contattato il Messaggero Veneto di Udine, al che il ragazzo fu invitato da me, Leonard D'Andrea, nato il 1° novembre del 1988, residente in via La Tisana a Codrolpo. E volete che proprio vada alla fine del mio intervento? E possiede anche un oggetto alieno che io ho visto e ho tenuto tra le mani. Se qualcuno di voi vuole anche chiedermi, ma no, ho detto prima, no, io sono ripetitivo perché la mia professione di deformazione sono un docente. Se mi chiedete cosa ne pensa il ragazzo, se esibirlo, non esibirlo, mostrarlo, non mostrarlo, quelli sono fatti suoi. Dicevo al mio amico Faglia Stradella, che mi ha accompagnato da Friuli, che Leonard mi ha detto di dire che chi vuole vedere l'oggetto vada a casa sua, che non ha nessun problema di farglielo vedere. E un giorno vedrò di parlare con Leonard, perché
diciamo, vabbè, andiamo avanti, perché io vorrei appunto che capiste che io non ho mai visto l'UFO, ma reputo, e mi espongo anche al rischio di dire questo, che ho avuto almeno la soddisfazione di avere un oggetto, ma non è per un atto di fede, che per me è un oggetto che non è di terra terrestre. All'apparenza può risultare una normale sfera d'acciaio, ma non lo è. Non ho il tempo, ma non perché non voglio invadere i miei colleghi. Domani sono a Trieste e grazie a Silvano che io posso utilizzare un po' di tempo per Marina e gli altri. Domani a Trieste, per esempio, mi è stata data un'ora e mezza e forse con un'ora e mezza riuscirò più a entrare nei dettagli. Non è per fare uno spot pubblicitario, qui dentro ci sono tutte le testimonianze che adesso in estrema sintesi vi dico. Allora, il ragazzo l'indagine numero 1 fu fatta la domenica sera a casa sua. Io potevo anche andare subito, ma evidentemente ognuno i suoi impegni. Lui ha la ragazza a Ronchi dei Regionali, provincia di Gorizia, è abituato ad andare dalla ragazza, dice professore, a quel momento dice al professor Chiumiento, venga a casa mia domenica sera. Quindi domenica sera, 12 febbraio, io feci la prima indagine con Leonard. Cosa vuol dire indagine? Seguire una certa procedura, registrare tutto il resoconto, adesso vi dico con la sintesi. Allora, il ragazzo stava allora siamo sabato 11 febbraio per l'appunto 2012, il ragazzo stava rientrando dalla ragazza che abita a Ronchi dei Regionali, mamma mia, chiedo scusa, ecco, potrei avere un po' di acqua, Marina, se un'amica, no? Visto che stamattina ho fatto per 4 ore di scuola, potrebbe abbassarsi la voce troppo, se mi fa questa cortesia la mia amica, le dico grazie infinite. Allora dicevo, il ragazzo stava sopraggiungendo da Ronchi dei Regionali, era preso l'autostrada ed era, grazie, scusa se mi sto permesso, grazie. Grazie. Allora, e dopo, tra l'altro, alla fine del mio intervento, che sarà circa mezz'ora, 35 minuti, non di più, e vorrei dirvi anche Sì, va bene adesso, porca miseria, non ero neanche accorto io. E chiedo scusa. Allora, poi dopo vi do anche una novità investigativa che forse per me sarà un'ulteriore soddisfazione per la vicenda che qui mostriamo. Questa lo sa la mia amica e collaboratrice di pochissimi giorni fa. Allora, stavo dicendo appunto che il ragazzo stava sopraggiungendo da Palmanova e stava andando verso Codroipo, dove lui abita con la famiglia. È padre e madre. Il fratello ha un fratello ma non convive con loro. Ad un certo punto, quando si avvicina, allora, voi sì, non conoscete, allora, è una superstrada che si chiama Napoleonica, la SR 252, sopraggiunge da Palmanova per l'appunto verso Codroipo, non la prima rotonda, ma la seconda rotonda che si incontra venendo da quella direzione. Ecco, Heineck diceva, escalation dell'ipotesi, non è che il ragazzo, una volta che ha visto delle macchine ferme nell'area di sosta e lungo il ciglio della strada, ha detto, c'è un alieno in mezzo alla strada. No, assolutamente no. Cioè, l'escalation dell'ipotesi del ragazzo che ha pensato trattarsi di un incidente, un controllo delle forze dell'ordine, era freddo, comunque, sì. 11 febbraio comunque voglio segnalare che era molto freddo. Attenzione, perché qua, l'ho detto, e purtroppo devo di nuovo ripeterlo perché sono un docente di formazione professionale, che vado in sintesi, perché dentro la storia, dentro la vicenda, c'è il mistero nel mistero. Cioè, ad esempio, che cosa? Che la macchina di Leonard non ha mai accusato disturbi, cioè lui non ha fermato la macchina, non ha spento il motore, non ha avuto alcun disturbo né alla macchina. Quella gente che era presente lì, è meglio che ve lo dica subito, non era per la loro scelta, è che le macchine hanno subito varie problematiche ed erano fermi lì perché non potevano più muoversi. Quindi non era una loro scelta. Leonard dice, mi fermo e attraverso il parabrezza intravede una sagoma in mezzo alla strada, ma anche lì, vedi Marina, non dice, a parte che non ha mai utilizzato il termine né alieno né extraterrestre, ha detto, io ho pensato a non vi dico un ragazzo di 24 anni cosa può dire, che in mezzo alla strada, su dei trampolini,
sia lì che faccia una carnevalata. Non dimenticatevi che l'11 febbraio è periodo di carnevale. Questo ha pensato il ragazzo. Ma quando è sceso, ecco, qua vado sempre in sintesi, si è reso conto di che cosa? Lui dice, una creatura. Ho detto sintesi. Lì nel volume c'è proprio un contributo anche suo personale, è il teste alfa, e suo padre è il teste beta. Vi dovrei dire, ma verso la fine proprio un flash, perché all'ultimo sono dovuto diventare editore di me stesso in via del tutto eccezionale, anche lì c'è un motivo ben preciso, se mi date il tempo ve lo dirò, ed ecco perché vi dico che questo volume non si trova in libreria, quindi chi non è per lo sfogo pubblicitario, prima che l'edizione vada esaurita io non la ristampo più, perché ho voluto proprio dare la possibilità all'opinione pubblica di conoscere la vicenda. Io ho il mio editore ogni anno, sono impegnato con una scelta di ulteriori miei casi, adesso sto preparando un altro, quindi io non ho nessun interesse a rischiare di nuovo un investimento tipografico di 4.500 euro, neanche per... Cioè, ecco, questo voglio dirvi. Ora, il problema sussiste nel momento in cui il ragazzo mi dice, in sintesi, ecco, torcia elettrica, ma lui ti spiega anche perché ha sempre con sé la torcia elettrica. Ha 2 cellulari, ti spiega anche perché ha 2 cellulari. Lui pensa, per esempio, quando si avvede che è una creatura, lui parla sempre di una creatura. La creatura, e va verso questa creatura, e anche lì contrasta contro Verofelia e altri, contro un normale buonsenso, perché quella gente che lui vede e descrive, quelle macchine che erano ferme sul ciglio della strada e 2 nell'area di sosta, descrive gli equipaggi. Quelle macchine, perché poi nel volume alla fine c'è una ricostruzione della scena di quella notte, che riproduce le macchine, i tipi di macchine e il colore delle macchine, non le targhe, ma lui essendo, insomma, lui si ricorda i tipi di macchina e i colori delle macchine. E anche gli equipaggi, che vede il terrore sui loro volti e li descrive. Vi segnalo subito che di tutte quelle persone, di quelle macchine, che piacciono, si sono rivolti tutti a me, tranne un equipaggio. E quello che poi e poi dopo, cioè 2 equipaggi, ma di quelle macchine ferme, un solo equipaggio ancora, vabbè, pazienza, abbiamo totalizzato 6 su 7, si è rivolto a me grazie a Leonard, ma hanno voluto rimanere anonimi. Però anche qui io mi sono incontrato a Telefriuli col presidente onorario del Centro Italiano del Controllo Paranormale, che è un giornalista scientifico, che per lui era uno struzzo, al di là che era uno struzzo in mezzo alla strada, sì, gli ha detto perfino al giornalista del Telefriuli, ma come uno struzzo, professore? No? Vabbè. Io l'ho invitato a venire a casa mia a controllare le dichiarazioni testimoniali firmate con le località che risiedono, che abitano. Ha detto verrò, non è mai venuto, eppure si è esposto in pubblico, perché sembra che magari queste testimonianze non esistano, come i miei detrattori vogliono dire, e che io mi inventi tutto, non è vero. Veniamo ai fatti che a voi interessano. La sintesi: il ragazzo, descrivendo anche i volti terrorizzati, si dirige verso la creatura. Se voi andate a vedere il servizio I Fatti Vostri, ed è grazie a questo servizio, grazie a questo intervento I Fatti Vostri e quello speciale di Telepordenome, che i vari testimoni vi dicono e dichiarano: abbiamo visto il suo testimone, abbiamo riconosciuto il ragazzo, perché non si conoscevano, cioè gli equipaggi delle macchine non si conoscevano. Non è che avevo visto l'era, no, abbiamo riconosciuto il ragazzo, abbiamo visto il suo testimone, ognuno dà la sua definizione. Agli Fatti Vostri e allo speciale di Telepordenome, il ragazzo dice, Marina, di essere arrivato a circa 4 metri. Poi sopraggiunge a suo dire una macchina direzione opposta da Codroipo che, e voi potete immaginare anche perché, lampeggia in continuazione, suona il clacson, attenti. E il ragazzo dice che la creatura se ne va. Dopo vi dico che i cellulari, mi ero dimenticato. Io già al telefono, la mattina di domenica, gli ho detto, Leonardo, qual è stato l'elemento che per te era la maggiore stranezza,
la più alta stranezza che ti possa far pensare di non essere stato vittima di un qualcosa di spiegabile, uno scherzo, un qualcosa. Lui mi ha detto: professore, nel momento in cui era a 4 metri, ma attenzione perché non è a 4 metri, ma lui mi ha detto così quella sera, che a 4 metri, quando si è diretto allora, quando è arrivata la macchina da direzione Codroipo, la creatura se n'è andata, ma io avevo la torcia elettrica, io ho percepito solo una certa direzione, che vi dico un paese, anche se vi dico il nome del paese friulano, ma dove è finito? Cioè io non ho potuto seguire l'allontanamento, io dovevo seguire, quindi tenete presente questo. Allora, sempre per la sintesi, il ragazzo, e qui sul volume trovereste tutte le varie dichiarazioni che sono perfettamente in armonia una con l'altra, allora io, non serve che me lo dicono i miei detrattori, se quella è una bufala, allora ci deve essere un accordo fra tutte queste persone, con la famiglia d'Andrea di Codroipo in prima fila, per chissà quali motivi. E i miei detrattori, pensando per l'appunto, hanno pensato a tutto, perfino che io e Leonard ci siamo accordati per creare un falso. Cioè, non sanno più, una parte non sa più dove arrampicarsi per dire che quella è una bufala. Andiamo avanti, cerco di sintetizzare, non è facile. Il ragazzo, quando torna indietro, se chi leggerà, ha motivo di parlare con l'equipaggio che è arrivato per numero 1 lì sulla zona, ma non posso entrare perché sennò sforo i tempi, non è giusto. E la creatura era presente lì già dalle 22:45, quindi lui era 23:20, quindi era circa 3/4 d'ora che era già lì, a dire di certi testimoni, ma che ci sono scritte adesso dichiarazioni testimoniali, parole loro, non mie, era agitata, era nervosa, però quando arriva una macchina scura e scende il ragazzo, non ho mica detto io, quindi mistero nel mistero, la creatura si calma. Allora Leonard non capisce nemmeno, lui dichiara in sintesi sempre, perché le macchine non si muovono, ma non si muovono perché non potevano partire. Perché dopo che la creatura se n'è andata, i testimoni dicono che le macchine hanno tornato a funzionare normalmente i motori dopo circa 3-5 minuti. Leonard, inserisco questo, non gli è venuto in mente di telefonare né alla polizia né ai carabinieri, gli è venuto in mente di usare il cellulare per mettersi in contatto con suo padre. E lì spiega i 2 cellulari perché non poteva telefonare. Le altre persone, nel loro terrore, nella loro paura, qualcuno ha tentato, dice: adesso faccio il video del secolo, adesso faccio delle foto, ma è stupendo, pur nella paura, ma non potevano fotografare, i cellulari non funzionavano. Bene, provo a continuare. Leonard parla con questo equipaggio, che sarebbe molto interessante sapere il dialogo tra lui e un ragazzo di 34 anni di Codroipo, e vi segnalo anche che non so perché, ma tutti hanno accusato forti disturbi, sia fisici che psichici, praticamente tutti, tranne Leonard, ed è anche lì un mistero. Il ragazzo, tornando verso la macchina sua, allora si avvede che è sopraggiunta un'altra macchina, una macchina bianca che lui descrive, ci sono 2 ragazze abbracciate una all'altra, e parla con loro, una delle 2, dovreste entrare nei dettagli, una è friulana, l'altra è milanese, sono 2 studentesse universitarie della Bocconi di Milano, eccetera, eccetera. La milanese era abbracciata al massimo alla friulana, la friulana mi ha mandato una dichiarazione testimoniale molto dettagliata, ha detto: guardi, fra l'altro, perché qualcuno l'ha detto, io potrei anche espormi al pubblico, ma poi, e cosa succede dopo? E io esami universitari faccio più, che dopo magari mi assillano, allora riflettono anche il motivo. E perché voglio dire questo? Perché una delle ragazze ha chiesto, la friulana, a Leonard se chiamo i carabinieri, e Leonard gli ha detto: prova a chiamare i carabinieri, prova a chiamare la 113, la polizia, e si è accorta anche lei che i cellulari.
Quando Leonard, tranquillo nel senso che sale in macchina e parte, dice che il cellulare ha cominciato a rifunzionare, cioè a poter comunicare, dopo circa 3 chilometri dalla zona. Dunque, la gente presente a quella scena, che sono 7 macchine in pratica, a parte e in più la macchina che poi è sopraggiunta, abbandonò la scena. Dopo alcuni minuti che il motore ha rifunzionato, 3 macchine si sono fermate sulla destra in un locale un locale che sta sulla Napoleonica più avanti, si sono scambiati i numeri telefonici, sono cambiate le coordinate, le coordinate e qui ci sono anche quelle persone che poi si sono accordate e poi hanno comunicato con me grazie al fatto che Leonard si è esposto, come dire, li ha spinti un po' a contattare me. Attenzione, io ero arrivato a quel punto lì, se non che la penultima testimonianza raccolta, che è quella della macchina numero 1 ferma sul ciglio della strada in direzione Codroipo, anche lì c'è tutta la dichiarazione testimoniale del signore, dove ti dice per esempio che la moglie non voleva che comunicasse, cioè, ti dice tutto, ti dicono anche dove erano andati, da dove venivano, cosa avevano fatto, quali sono stati i disturbi fisici, quali sono stati i disturbi alla macchina che poi hanno dovuto fermarsi, ti dicono tutto in perfetta armonia, ecco perché dico, o li sono accordati tutti, e quindi essendo un matematico probabilista io dico che la probabilità non è 0, diciamo è pressoché 0, cioè è bassissima, questo io probabilizzo. Allora l'equipaggio, il signore che mi ha scritto, racconta un po' tutto, dice però manca una parte della scena. Sì, adesso uso le mie parole, manca una parte. Perché, dice, il ragazzo non le ha detto tutto. In effetti Leonard, cioè perché la moglie che era seduta a fianco di del signore che mi ha scritto, il marito, che sono poi tra l'altro di un paese in provincia di Pordenone, perché ha detto al marito adesso lo uccide? Cioè, adesso la creatura uccide il ragazzo. Perché? Allora, io ve lo faccio dire adesso attraverso le parole di Leonard. Perché Leonard mi ha scritto, ci sentivamo, e mi ha detto, ma Leonard, hai detto tutto tu? No, adesso non posso entrare nei dettagli, però Leonard, io raggiunsi la casa di Leonard, il padre che interviene nel volume, spiega proprio perché è un ex sottufficiale dell'esercito molto pignolo, molto preciso, documenta, mio figlio non ha mai detto nulla né a me né a mia moglie né alla sua ragazza, e quindi formalizza tutto, viene tutto formalizzato, e Leonard mi ha dichiarato quanto segue in estrema, sempre in maniera stringata. Leonard dice: io non mi sono fermato a circa 4 metri come ha dichiarato pubblicamente ai fatti vostri, no, io mi sentivo attirato dalla creatura. E sembra, lo so che sembra fantascienza, io lo so, non so mica. Si tratta, come diceva quell'astrofisico, racconti ai confini della realtà, raccontati da persone attendibili. Ad un certo punto il ragazzo continua, la creatura, questo posso anche dirlo io, percepisce il ragazzo, non lo so, si ferma. Ho chiaro che lì dentro nel volume ti scrivono come, vedete, io non vi parlo dell'identikit, non vi parlo di come camminava, che colore aveva, perché è tutto lì, cioè è tutto nel volume, quindi inutile che entro nei dettagli, ma c'è tutto, perché Leonard, e io cerco di colpire l'essenza, Leonard si affianca alla creatura, suo padre, che per me è una persona attendibilissima, e lo torno a ripetere, potrebbe essere che contadino, un ex sottufficiale dell'esercito, con una carriera, eccetera, eccetera, ha pianto. Gli sono scesi le lacrime dagli occhi. Quando suo figlio, davanti a me e davanti a un altro mio collaboratore, ha detto che la creatura, cioè il ragazzo si è affiancato, a pochissimi centimetri, si è affiancato, fianco a fianco, si sono guardati fra di loro, Leonard lì
ha potuto stimare l'altezza della creatura, perché il ragazzo è alto circa 2 metri, 1,95 m, infatti qui l'ha portato l'altezza di Leonard all'altezza della creatura. Questi dati qui sono stati tutti approvati da Leonard, perché sono intervenuti 2 disegnatori professionisti che sono venuti a fare le indagini con me. Qui non sono disegni di fantasia taluni, sono approvati dal ragazzo. La creatura, ad un certo punto, ecco la signora perché ha detto adesso lo uccide, ha portato una mano a sfiorare il torace del ragazzo. E così il ragazzo non la dice: Antonio non mi ha toccato, sì professor Chiovento per il momento, non mi ha toccato, non posso dire che ho il giubbotto, però mi ha sfiorato. E mi ha messo la mano, mi ha sfiorato il torace e lui ha portato la mano sull'orecchio, a sfiorare guancia orecchio, perché poi lì ti descrive, provate a immaginare quanto poteva essere lungo la mano, il ragazzo lo aveva sotto, quindi te la descrive molto bene, eccetera. E dopodiché ecco che è arrivata la macchina. E quindi è stata, diciamo, disturbata. Cioè, anche il padre dice, e anch'io ve lo chiedo, cosa sarebbe accaduto, ma questo è un punto interrogativo senza risposta, cosa sarebbe accaduto se non fosse sopraggiunta la macchina? Quello è un altro tipo di discorso. Io per concludere volevo dire, la sfera. Mi sembra giusto che manchi ancora il discorso della sfera. Guardate, che la sfera, ad un certo punto, nel prosieguo delle inchieste, dopo X settimane, diciamo, io con il mio collaboratore non mi ricordo bene le circostanze per le quali in casa d'Andrea mi venne detto che c'era qualcosa che mancava ancora. E adesso ve lo dico sempre sinteticamente. Quella notte stessa, Leonard, quando è arrivato a casa, verso mezzanotte, e si è spogliato, si è accorto che c'era un oggetto sferico, ma non grande, 5 centimetri di diametro circa, che prima non aveva. Attenzione, ovviamente sono guardati fra padre e figlio, dopo si vede che insomma il figlio, o no il padre o il figlio, andata a prendere la sfera. Io l'ho avuta fra le mani, dicevo prima, l'ho vista, all'apparenza sembra un normale oggetto, una biglia d'acciaio, all'apparenza. Io come indagatore posso soltanto dire, e l'ho scritto, che io e il mio collaboratore abbiamo potuto verificare che effettivamente cambia, non volume, non cambia volume, cambia peso, ma non volume. Nel giro di 10 minuti è passato da 180 grammi a circa 900, quasi 1 chilo. Proprio lo senti al tatto, attenzione. Poi non è, ecco, io ho potuto approvare solo questo, però poi quando Leonard, e tu, attenzione, non solo Leonard, ma anche il padre di Leonard, comincia a dichiarare la Leonard, e guarda che io di tutte le, come dire, le caratteristiche stranissime e interessantissime attribuibili a questo oggetto sferico, ve ne dico solo una, per economia di tempo, una sola. Anche perché quella una sola era la maggiore stranezza per me, che grazie all'equipaggio di quella macchina rossa, quella macchina numero 2 in area di sosta, se io non avessi avuto la testimonianza di questi 2 ragazzi di Rivignano, provincia di Udine, 30 anni e 29, lui e lei, io sinceramente, cioè, da un punto di vista investigativo, avevo i miei dubbi. E qui la stranezza va alle stelle. Perché? Perché il ragazzo dice: io vado via con la sfera, me la porto con me, ad un certo punto arrivo X chilometri da casa e non ho più la sfera. Chiamo mio padre, e dov'è la sfera? Nella mia stanza. Capite che io, poi interviene il padre, non il figlio, il padre, Onofrio Giuseppe D'Andrea, e mi dice: Antonio, un giorno, o professor Chiomendo, ho messo io, perché mio figlio l'aveva lasciata a casa, l'ho messo la sfera su quel mobile della sala. Faccio i lavori di qua, faccio i lavori di là, dopo circa mezz'ora, 40 minuti non c'è più. E dov'è? In un'altra stanza. Quindi capite che io devo anche valutare la credibilità del padre, perché io devo pensare che la famiglia d'Andrea si stia esponendo, e come l'ha fatto, non solo il figlio, ma tutta l'intera famiglia, madre compresa la signora Adriana.
Per concludere, e poi penso che non è uno spot pubblicitario, sapete, il libro è là, lo volete, lo prendete, lì c'è tutto scritto, io sono l'editore, ma mi pare che debba dirvi solo 2 cose ancora, e vi dirò anche perché è giusto, perché sono dovuto diventare editore, perché parlavo prima anche con la Ofelia quando ci sopraggiungevamo da Friuli, anche lì la vicenda non è tanto chiara, e vi ho risparmiato tutto quello che sta succedendo a me, la ragazza, vi ho risparmiato tutto. Vi posso dire, querele ai carabinieri, alla polizia, ho fatto di tutto. Sono stato toccato perfino sul mio lato professionale. Mi hanno tirato fuori perfino, meglio che non lo dica neanche 2 anni fa dove insegnavo, cosa hanno tirato fuori, cose fantascientifiche. Coincidenza o no, non me ne erano mai successe tante. Venendo al discorso della sfera, mi arriva la testimonianza di questi 2 ragazzi, che fra l'altro grazie al direttore di Telepordenone, perché hanno contattato lui, poi lui si è messo in contatto con loro e come hanno me ha fatto il tramite. Allora, loro ti descrivono da dove venivano, dove vanno, arrivano, disturbi, si fermano. Il ragazzo, cioè l'uomo di 30 anni, sta per scendere dalla macchina anche per rendersi conto cosa sta succedendo. La compagna dà un urlo e si accorge di chi c'è fuori. Puntini. Ecco, questo essere fuori lo fa, cioè, chiude la portiera, se l'aveva aperta e se lo ricorda, si barichi dentro la macchina. Adesso attenzione, ecco perché dico una bufala di quelle proprio, cioè deve essere una congiura di quelle, ma tremenda. Allora, cosa succede? Che il ragazzo ad un certo punto sente in una mano una cosa che gli pesa ed è gelida, al punto che gli sembra quasi che si schioni la mano, più o meno, che non devo tutta memoria, e quindi gli viene spontaneo a aprire la mano, no? Cioè stendere la mano, cade qualcosa sul tappetino. Che cos'è sul tappetino? Poteva descrivere un cubo, una piramide, un elefantino, descrive esattamente l'oggetto che io ho visto in casa d'Andrea e l'ho avuto fermare, ma non è finita, è lì. Lui poi si curva, e lì è tutto scritto, sul tappetino per prenderla. E cosa succede? Che non c'è più. E dov'è? E la compagna urla, ed è sulla sua mano. Ma non solo, ma sulla sua mano lui vede una serie di riflessi di luce, bisogna leggere, cioè una roba stranissima. Ecco, e poi, dopo circa 50 secondi, 1 minuto, dove è finita la sfera? Dove è passata? È sparita. E la macchina era tutta chiusa, vetri, sì, finestrini, è tutta chiusa. Quindi per me questo è diventato un tassello molto importante, perché mi portava conforto sul fatto che effettivamente la testimonianza c'è. Io non so, e con questo concludo, perché Leonard non decida di farla valutare da certi ricercatori, professori, universitari, in varie branche del sapere, perché sul volume ha una cosa, poi chiudo, e questo va detto, il libro stava uscendo con Editoriale Programma come Alieni tra noi, il mio editore, sto parlando di un altro libro, e qui Leonard c'è stato un momento di tensione tra me e la famiglia d'Andrea. Perché? Perché il mio editore, in estrema sintesi, mi stava per andare in stampa. La Ofelia, che è rimasta a casa mia a correggere l'ultima bozza, mi arriva una telefonata e mi ha detto: Antonio, deve essere uno scherzo, perché è arrivata una minaccia di non pubblicare da una corporate straniera. Io cadevo dalle nuvole. Allora, in breve, contattato Leo, contattato suo padre, in sintesi avevano firmato un contratto di esclusiva con una corporate straniera, addirittura c'era anche lo stemma degli Emirati Arabi. Ecco, in breve ci fu una tensione. L'assessore alla cultura, professoressa Sabrina Marangone, vede che si spiega tutto di Mortegliano, mi aveva invitato a lanciare il volume a Mortegliano il 12 dicembre. Io non mi sono sentito di fare una figura, il mio editore non voleva giustamente rischiare, e ho pubblicato io pagando 4.500 euro di tipografia. Però alla fin fine
Questo in sintesi, ecco perché sono editori, ecco perché Leonard l'ho chiamato alfa e padre beta, ma si capisce benissimo che uno è alfa e l'altro è beta, e tutti e due dichiarano una cosa: siamo in possesso di una cosa, loro lo dicono, siamo in la sfera, ma non dicono una sfera, siamo in possesso di un qualcosa che, valutato non dalla comunità ufologica, ma dalla comunità scientifica internazionale, può dimostrare in maniera inequivocabile, ma loro lo dicono, il contatto venuto tra un essere terrestre e un qualcosa, un qualcuno, una creatura che viene da un'altra realtà, da una realtà extraterrestre, una realtà aliena. Ecco perché Leonard, e qui chiudo veramente, così avete capito tutto perché sono io, perché ne ho trovate in libreria e così via. L'11 febbraio 2013 il ragazzo mi ha mandato un'email, Silvano, e si è chiesto scusa. Cioè, nel senso, e sono stati truffe di una, anche qui non è chiaro, sono state vittime di una truffa. Ma anche qui, non basta, non ti occupo più spazio, grazie 1 miliardo di volte. Anche qui è misterioso che a casa di Leonard arrivi un signore X con una moglie che dice principessa araba, veramente, sul serio, io l'ho vista, anche la moglie di questo tipo, e che facciano firmare un contratto con soldi che poi dopo si rivela una bufala. Sì, un niente. Avete capito? Quindi ci sono tante di quelle stranezze, vi ho spiegato anche perché sono editore io. È chiaro che Leonard e io abbiamo dissipato qualsiasi, come dire, disguido, giustamente, diciamolo dai, di fronte a tanti soldi non posso neanche dar torto a loro, sì. Io sono voluto uscire lo stesso per massima precauzione, ho messo alfa e beta, perché volevo far conoscere alla gente la vicenda il più possibile, però non so neanche da... E vittime di una truffa vuol dire che ci siamo chiariti, sono amico tantissimo con la famiglia d'Andrea. Loro, Leonard dice sempre, se qualcuno vuole vedere la sfera, venga a casa mia in via La Tisana al Codroipo e ve la mostro. Io un giorno, e qui chiudo veramente, io proverò a dire a Leonard, ma voglio sapere con chiarezza perché una rinuncia eventualmente a un'unione di scienziati, diciamo, che valutino se effettivamente questo oggetto ha delle proprietà aliene. No, non c'è problema, anzi, per chi non lo conoscesse, questo signore, a parte che ha scritto una decina di libri, ormai siamo a quell'ordine lì, è uno dei più grandi ricercatori nazionali, è stato vicepresidente del CUM a suo tempo, Primo presidente del CISO anche primo presidente del CISO, perché poi sull'ufologia ci sono tante sigle, e è da tanto tempo che era iscritto al nostro gruppo, poi c'è stato un disguido più che altro, l'abbiamo recuperato e sono felice che sei venuto anche a spiegare questa cosa, perché è uscito sui giornali, è uscito sulla televisione questa cosa chiamandola bufala, e io, siccome ho fiducia di lui e non dei giornalisti, credo che sia. Ma penso di aver chiarito abbastanza. Mi sembra bene. Non si possa dire bufala, certo. Bisogna dargli una probabilità. Ti ringrazio molto. Grazie a te, grazie a voi. Ti ringrazio molto. Grazie a voi, grazie. Ivan, per cortesia, puoi venire